Salve a tutti e a tutti, io sono Cristiano Sabino e questa è S'Imprenta, rassegna stampa della Colonia. Fare una rassegna stampa, seguire banalmente le notizie più importanti che riguardano la Sardegna, la sua economia, la sua cultura, la sua società, non è facile e non è un atto neutro, anche se ovviamente le notizie sono facilmente reperibili ormai anche online, ma non è facile e non è un atto neutro perché le notizie vengono veicolate, vengono distribuite, date in pasto, potremmo dire, all'opinione pubblica sarda con una precisa gerarchia, già impacchettate e già in qualche modo caricate di una narrazione, di una visione ben precisa e orientata fondamentalmente al mantenimento del rapporto di subalternità tra la Sardegna e lo Stato italiano. Sembra un discorso quasi astratto, un po' complottista probabilmente, però insomma facciamo subito degli esempi. Gli ultimi 15 giorni hanno visto tantissimi fatti, ci sono state tantissime notizie che avrebbero dovuto sollevare un'ondata di discussione quantomeno nella società civile sarda, nell'opinione pubblica dei sardi e delle sarde, e invece tutto sommato sono passate in sordina. Per esempio Guido Crosetto, il ministro della difesa, ha risposto ad una deputata sarda che chiedeva conto delle esercitazioni e delle servitù militari sarde. Guido Crosetto ha risposto in una maniera assolutamente franca, priva di fronzoli, dicendo che nessuna riduzione della presenza militare possibile in Sardegna, perché l'isola rappresenta veramente un territorio chiave per la difesa, per l'esercito italiano e per l'alleanza atlantica in cui questo è inserito. Questa risposta così chiara, così netta, che avrebbe dovuto far balzare dalla sedia tante persone, sicuramente scatenare una discussione. Fra l'altro è avvenuto in un momento molto particolare in cui 5 generali italiani sono stati rinviati a giudizio per disastro colposo. Non è il primo processo, fra l'altro, che si svolgerà, sempre a proposito delle esercitazioni militari italiane NATO in Sardegna, e di imponenti manifestazioni, soltanto le ultime di una lunghissima serie. Ricordiamo che il movimento contro l'occupazione militare in passato ha anche fermato, anche se temporaneamente, le esercitazioni in NATO. Fra l'altro c'è anche un'altra notizia che compone il quadro, la richiesta non meglio specificata dell'Unione Europea, cioè non si sa da parte di quale organismo precisamente dell'Unione Europea sia arrivata questa richiesta, perché la notizia, anche questa, è passata in sordina, è stata data dalla Repubblica, poi ripresa da un giornale online sardo, insomma non ha avuto il risalto e la gran cassa che avrebbe meritato, anche l'approfondimento che avrebbe meritato, è rimasta un po' lì in una sorta di bolla di sospensione. Bene, questa richiesta da parte dell'Unione Europea è all'Italia. Ampliate l'RVM, fate in modo che l'RVM, la fabbrica tedesca di bombe e di armi, che ha il suo corpo di produzione più importante nel sud Sardegna, Domus Novas, produca munizioni. Ci servono queste munizioni, dice l'Unione Europea, per fermare l'esercito di Putin. Ha detto che questa RVM è stata al centro di furiose polemiche e anche di mobilitazioni di comitati, associazioni e di pacifisti per la difesa dei diritti umani, che chiedevano la riconversione di questa fabbrica, perché questa fabbrica produce munizioni che poi vengono usate in maniera, cioè documentato, vengono usate nei teatri di guerra, come quello per esempio in Yemen, che ha fatto strage di civili, di bambini, di persone che non hanno nessuna colpa. Quindi questa fabbrica da oggetto di una repulsione morale, appunto fabbrichiamo in Sardegna armi che poi uccidono i bambini in Yemen, ha in qualche modo fabbrica democratica che dovrebbe difendere la democrazia nella guerra in Russia, in Ucraina, insomma, tra Russia e Ucraina. Eppure il TAR della Sardegna aveva ha confermato il blocco, insomma, che dovrebbe essere un capitolo chiuso dei reparti per il raddoppiamento dello stabilimento. Anche questa notizia, che avrebbe veramente potuto scatenare una discussione interessante, è passata in sordina. Un altro tema assolutamente importante è quello dell'energia. È stata pubblicata su Terna, quindi sono dati ufficiali, sono scaricabili online, la mappa e-Connection, girato abbastanza sui social, la Sardegna piena di pallini verdi, tantissime aree interessate da domande per la costruzione di campi eolici e fotovoltaici. Ecco, i dati sono impressionanti. Sapevamo che la Sardegna era veramente una delle destinazioni più, diciamo così, votate, perché comunque c'è vento, c'è sole, e quindi Draghi e la Meloni volevano e vogliono
Draghi voleva, Meloni continua su questa linea a volere trasformare la Sardegna nell'hub energetico per il nord Italia e anche per tutta Europa, ma i dati sono impressionanti, pensate 4.600 istanze, quindi domande, su 4.600 istanze 2.809 sono riguardano soltanto la Sardegna, la Puglia e la Sicilia, ma se andiamo a fare un rapporto con gli abitanti, la Puglia e la Sicilia sono ben più popolose della Sardegna. In Sardegna avremo una pala eolica, fra cui molte, altissime, più di 200 metri, con basamenti con diametro lunghissimo, quindi espropri di terreni agricoli, addirittura archeologici, perché con il decreto Draghi praticamente si può costruire dappertutto, molto spesso bypassando anche quelle che erano le norme di tutela ambientale e paesaggistica. Bene, una torre ogni 680 abitanti. Dirà qualcuno, ma è necessaria la riconversione energetica? Bene. Dirà qualcuno, magari paghiamo anche meno le bollette. Bene, sì, è necessaria la riconversione energetica, ma pensate, i comuni che in Sardegna la stavano praticando attraverso le comunità energetiche sono contrarie, sono in lotta contro questi espropri, perché la riconversione energetica può avvenire in maniera democratica attraverso le comunità. Una comunità decide dove, come produrre e ne trae beneficio, non in questa maniera che è praticamente la quinta operazione coloniale dopo le miniere, dopo il disboscamento, dopo l'industrializzazione pesante degli anni 60, dopo l'occupazione militare. Questa sarebbe la quinta colonizzazione che subisce la nostra terra in epoca moderna. Per quanto riguarda l'energia, no, non pagheremo assolutamente di meno, anzi paghiamo molto di più quest'anno, il 2021, il 68% in più, e l'anno prima il 15% in più, quindi in 2 anni l'energia è aumentata per i sardi del quasi 100%. Un'altra notizia terrificante è la nube della Saras, una notizia che lo stesso è passata abbastanza in sordina, che è stata derubricata, dice l'azienda, la famosa fabbrica dei Moratti, polo industriale dei Moratti. È stato un blackout, non succederà più. Basta andare a fare una breve verifica per vedere che invece è successo tante altre volte. In particolare ricordiamo nel 2017 600 kg di rifiuti industriali contenenti materiale radioattivo radio 226 sono stati individuati da un portale radiometrico. È scattato l'allarme, insomma la Saras stava per bruciare materiale radioattivo. Anche questa notizia, invece di essere collegata a tante altre notizie sull'inquinamento industriale e sull'utilizzo della Sardegna come fondamentalmente discarica per diversi materiali inquinanti, è rimasta un po' isolata, è rimasta sospesa nel dibattito pubblico. Cos'è che invece ha spopolato molto brevemente sui media e sui social? 2 notizie che hanno un po' di identitario, un po' di folclorico tutto sommato. Ozi, la mummia che è stata ritrovata nel 1991 da dei turisti tedeschi, bene, pare che sia sarda, fra virgolette, ovviamente hanno aperto i giornali, sarda nel senso che il materiale genetico di Ozi proviene da un ceppo di popolazioni forse provenienti dalla Corsica o dalla Sardegna. Ovviamente è una notizia che ha fatto discutere moltissimo. E poi un'altra, ovviamente recente, di tutt'altro tipo: il fantino sardo soprannominato Tittia ha vinto per la quinta volta il Palio di Siena. Ovviamente questa notizia ha impazzato, ovviamente auguri a Tittia, complimenti per la sua bravura, bellissimo che un fantino sardo abbia vinto il Palio di Siena, ma intanto in Sardegna ci sono tantissimi pali di cui magari varrebbe un attimino la pena occuparsi, e comunque fa un po' pensare che siano queste ultime due le notizie che hanno occupato così tanto spazio pubblico e non le prime. E questo ci fa riflettere sulla necessità di una informazione, di una rassegna stampa che sia legata alla realtà dei fatti e non alla costruzione immaginaria che molto spesso i media ne danno, che molto spesso i sardi, anche in maniera automatica e quasi spontanea, li riproducono.